Aspetta, perché il momento è nostalgico. Abbiamo voluto rivivere nella Jesolo, come qua in tutta Italia pioveva. Mi scende la lacrima. Esatto, gli scende la lacrima. E Jesolo è l'unico posto dove non pioveva, abbiamo fatto il weekend qua e abbiamo ripercorso i posti dell'infanzia di Francesco e questa era la spiaggia dove andava a fare il bagnetto. Te vedi a volte, no? Basta poco, anche a te. E ora nonna, vedi se ti ricorda, guarda qua. Questo qua era il condominio dove era Fidelma e a Bruna, no? A mamma e Matteo che aveva 500 sempre parcheggiata a 500 bianca, guarda che memoria che ho mi. E altri non vi ricordate mai una madonna. E guarda qua il condominio dove era ti devo farlo ceste, tu visto? E cambia corde continuo. Aspetta un attimo. Aspetta, passa dentro, ora mi andare addosso. Allora là, vedi tu? Aspetta, va dentro pal buso. Tac, allora là le dove che tendeva sotto e sopra era la terrazza del menuna. Guarda che mistero della piscina, però gli sarà tutto, non posso neanche entrare a vedere, vedi tu nonna. Qua il bibò che lascerà, ma non so se gli affalì o gli verzerà. E guarda qua l'entrata e se c'è ancora il natante. Le palle, perché mi ricordo. Mi piace sei di voi. E allora? È diventato un lemure. No, super caro. Super caro, che bello. Cosa sia sta storia che non te vuoi farmi entrare? Dai, vergi a porta. Ah sì, aspetta, bisognava chiudere la puntata in qualche maniera. Allora questa, ok, la conosci bene, l'area camper di Barzis, ovviamente ci siamo fermati solo un attimo per fare il punto della situazione, forse il pranzo, quindi non gassiamo i 20 euro neanche morti, e il lago, vedi, lo hanno riempito, e questo è il 100% pioggia che davano a Barzis. Ah, a nego, a sudrio negare, ah, sì, ok, oh, ne imbrocca una. Buongiorno Italia, Dindelon, che sia una puntata nuova questa? Non lo so. Mi vedi contento? Ma veramente, guarda che io ci scherzavo l'altro giorno, adesso gli effetti del sole, no? Che agiscono sul mio organismo e mi fanno produrre la vitamina D, che è quella cosa che dopo mi aiuta a produrre serotonina e via discorrendo. Insomma, in poche parole, che è roba che mi rende contento, perché c'è poco da essere contenti qua. C'ho l'inverter che è andato a Remengo e... Sì, esatto, sono arrivato a Mirko. Mi dispiace sempre rompere le scatole per queste cose che non sono divertenti, queste sono emergenze, nel senso che questo sia un problema. Però mi ha detto di andare in bagno, diciamo, e quindi io sono andato. Ma arrivando qua, una cosa che mi ha colpito è sto camperone che ho trovato, che è troppo figo, sarà, non lo so, la colorazione, è di un tu. Oh sì, non so, ruote gemellate, i cerchi neri, cioè da grafico sto capendo un attimo cosa mi ha colpito. Ho gli adesivi laterali come i miei, solo che lui li ha grigi e gialli, ha scritta Castrol, non lo so, o forse, non lo so, ma anche i sedili, che magari, sa, a volte basta un zinc e te fa pandan quelle robe, aspetta che guarda dentro i cassi che altro, guarda che forte! Un furgonato con letta castello, tu vista? Qua sopra, guarda, ti fai le riprese a caso, ma tanto ti interessa solo guardare i cassi che altri. Hai il letto basculante, infatti domandavo perché l'è alto, tu capio? Cosa hai messo? 20-30 regolatori MPPT di S-Tech? Che verrà montato tutto l'impianto completo, litio, fotovoltaico, eccetera, perché so che si fanno fotovoltaici, mi pare. Che è tipo i fotovoltaici che rende prima là, non so, ancora presto per parlare di queste robe. E il bagno in culo, cioè non in culo in tal senso. Sì, no, entra pure, aspetta che cosa fa la vita. Non hai visto in te come a Amy mi ciapa e monte dentro. Però dici che ti sei timido. Che so, ti vieni, cioè, non so io scherzare, sì? Cioè, ti vieni con l'amante, sì? Non so io scherzare, sul serio. E mi dice non sta a riprendermi perché va bene, che se frega ti vedi, no, che magari la moglie amorosa che te segue a casa, guarda, noi nessuno dentro, le solo che Mirko. Ecco. No. Ecco. Che no, e Mirko è insieme a Maria, quindi appunto, signora vai tranquilla. Sai che stendi biancheria anche. Aspetta, gentile pubblico, guarda, perché non tutti ha visto sta roba, tra l'altro neanch'io prima volta che la vedo, cioè sì, so di stendi biancheria da camper, ovvio, ma questo, guarda, il fa tutto, aspetta che le timido, scondete che va a girare, sconde, buttate per terra! Mi sto sotto, ascolto! Sono terribile. E il fatto del camper va a filare, guarda te. Che manca, guarda là, ma ha tutto a te? Ma pensate, no. E allora butta nella lavatrice. Beh, adesso sì. Allora no, è simpatico, come la storia, vabbè, praticamente l'ha vinto un pilota d'auto e come premio una volta c'è sta roba, ma quello che interessa a te, ma anche a me,
perché guarda che strano, il portabici, giustamente, siccome i furgonati si aprono e le porte si dividono, vedi, questo ha il portabici diviso in due, che giustamente anche per risparmiare peso o cazzate varie se vai a sbattere eccetera, faccio il classico che vai a sbattere e prendi il palo, questo ne ha due pezzi, cioè, hai capito? È interessante, secondo me è intelligente invece di fare sbarun unico. Bon, ora che sta andando un po' via il sole posso tornare depresso. No, guarda una roba intanto che torna Mirko. Un giorno ti racconterò bene nei dettagli cosa voglio fare, che capolavoro di scrivania voglio fare, ok, per il lavoro. E adesso, attento, provvisoriamente cosa ho realizzato, che è quello che volevo fare, provvisoriamente. Esatto, no, la schiena non ce la faceva proprio più. Allora, la seduta era profondissima, quindi via il cuscinetto della seduta, che era anche esageratamente morbido, e va nella schiena, così tu stai più avanti, vedi? Ok, quindi le ginocchia possono scendere, perfetto, quindi sei costretto a tenere la schiena dritta, così facendo però ti abbassi un casino. Allora, ho preso, e lo zio mi ha gentilmente aiutato, questa gamba telescopica, praticamente la sviti e la rinviti per fissarla o smollarla, e il tavolo sale e scende, e ho acquistato una seconda barra attaccata sotto per poi rispostare il tavolo. Così facendo, occhio. Ah, è tutto provvisorio, però scusa, veramente non riuscivo più a lavorare. Guarda, guarda il mio, come si dice, braccio, vedi? Adesso finalmente ho le spalle rilassate. Adesso è tutta un'altra roba. Allora sì, tra virgolette bene, dai, bene in due sensi, nel senso che Mirko ha già capito il problema, che è un corto nell'output, e questo è il primo bene. Il secondo bene è che l'output praticamente sono le prese, altre prese 220, non quella che porta al computer, anzi no, non l'abbiamo provata. Rieccomi qua, no, che scusa, ma non essendo io assolutamente del mestiere, non posso sapere ste robe, quindi ho dovuto fare un attimo di mente locale. Allora sì, il problema è vero, è nell'output, però l'output comprende anche la presa del computer, la stavata del computer. Magari, adesso vediamo, magari è stata tranciata, la vedo durissima, ma magari è un problema del cavo che porta alla ciabatta del computer. Poche parole, gli attacchi l'uscita e va in tilt tutto, va in corto. Ovviamente sto sberega di inverter ha tutte le protezioni, quindi va in protezione, ovviamente non succede nulla, però non succede nulla neanche che non posso continuare a lavorare, quindi adesso stiamo continuando a capire il problema. Faremo sul cavo. Ok, no, aggiornamento, dai, perché è giusto, perché il gentile telespettatore è curioso. Allora, va bene, allora premetto che poi ho detto un mesio, primo non so il suo mestiere, secondo gli era stufo morto perché si alza alle 4 della mattina per lavorare, era mezzanotte e mezza e non stava neanche in piedi, quindi poche parole, abbiamo aggiunto alla fine, dopo aver fatto tutto, quel pezzetto là. Per carità, anch'io potevo accorgermene, non c'entra essere del mestiere, non c'entra nulla. C'era il cavo, sì, non va più in corto, c'era il cavo della ciabatta dietro, quindi mettendo le viti di questa cosa che è stata aggiunta dopo perché il tavolo ballava, si è tranciato fuori per fuori il cavo. Che culo. Ma però il mio istinto diceva, l'unica roba che sa fatta è là, verzemo là. Sì. Vedi? Perché vedi, questo può essere di insegnamento a tutti. Quando io parlo sempre di questo istinto, l'istinto cos'è? L'istinto è comunque una sorta di parte razionale del cervello, è un lavoro del cervello, però è un po' come i server, no? Che danno la priorità ai servizi, ossia alle azioni in background, non quelle attive in primo piano. Quindi il cervello, tutto quello che lui lavora sotto, ok, che tu non te ne accorgi, utilizza una parte del cervello infinitamente più grande e potente di quella che usi tu per dire quanto fa 3 più 3 diviso 2, eccetera, eccetera, hai capito? Quindi il mio inconscio aveva ricordato che avevamo messo le mani là, nessun'altra cosa è stata toccata, ovvio che la prima roba che guardiamo è quella lì. Porterà pazienza Mirko, ma no, devo far vedere. Allora vabbè, questa presa schiacciata che così non mi rompe le palle, ma vabbè, i dettagli massa psicopatici, meglio che ti non te sappia ste robe. Posso giocare con questa intanto? Questa bellissima da mettere a muro. 2 prese, di cui una ci andrà alla ciabatta, con un asciugo che ci posso mettere la spiappola e le altre cazzate, e l'interruttore acceso spento, nera opaca, me la sbatto lì, tra il termo e il piccio color turchese.
qua fisera adesso tiro lunga. Marco pure adesso. 7-8 ore per fare una prolunga come mai. Se trovi in cantina è comodo. Guarda come sono messo. Ti guarda come sono messo a capire. A parte il Mirko che la trova il posto comodo, vuoi dire Vito a volte, quando basta poco. Questa roba qua la uso tutti i giorni, a volte anche più volte al giorno. Sembra una cazzata, ma il fatto di avergli accorciato il cavo, e adesso avere il cavo giusto ti cambia vita. Perché prima col cavo a 20 metri ti si ingattiava significa che si impiglia nei posti, ti fa i nodi, eccetera, eccetera. E adesso è tutta un'altra vita. Bene, gentile telespettatore, quindi ora sai che quando mandi in cortocircuito il tuo camper, cioè come fosse una roba così tutti i giorni, te chiami Mirko. Buongiorno. Aspetta che controllo prima di stronsare. Sì, no, c'è un buongiorno. Ok. Gentile pubblico che ci segue da casa. Sì, perché mi è venuto su il mic buongiorno. Allora, nella puntata di oggi, ragazzo, sì, uno non può fare una puntata così, che c'è di male ergonomico. Ma guardate che misteri, io sempre da ribatta su tutto, roba da matti. Comunque, nella puntata di oggi ci sarà un giocattolo installato da Mirko, in questo caso ti anticipo perché insomma magari non tutti sanno se sto video gli può interessare, che è riservato esclusivamente a quei camperisti che posseggono un camper, può essere un qualsiasi tipo di camper, che abbia 2 serbatoi dell'acqua, ok? Contemporaneamente, oltre ad avere 2 serbatoi dell'acqua, che hanno questo, come si dice, la valvola di scambiatore dei serbatoi in un posto particolarmente scomodo, tipo nel mio caso che devo smontare tutto il letto, devo smontare il mobiletto del termo, dopo devo rimettere la luce, le lenzuola, il cuscino, tutto quanto, e ogni volta è una seccatura per me che utilizzo spesso i 2 serbatoi. Insomma, io ripeto, sono sempre un caso un po' particolare, singa notaia, e andremo a installare questa elettrovalvola. Non serve dire elettrica, perché se no è elettrovalvola, se no non era elettro, no? Ok? Se non era elettrica. A 12 volt, ok? Funziona con varie alimentazioni, comunque questa è a 12 volt, e la azioneremo tramite un pulsante. Ecco, te l'ho descritto tutta la puntata, adesso te guardi sul che figure. Hai capito che stamattina Mirko un impegno lo facciamo con Valerio, quindi non so, vabbè. Non so che video si faranno, se si faranno, vabbè, in ogni caso, guarda, questa la ticchio io. Ok, vedi, tramite questa leva posta sotto al letto decido se utilizzare il serbatoio 2, che è quello sotto al letto, che è quello tra l'altro col galleggiante che indica la quantità di acque bianche all'interno, oppure quello col simbolo 1, che è il serbatoio, quello sotto la dinette, che non ha il galleggiante, quindi io non so mai quanto è pieno e quando è vuoto. Quindi io quando faccio il carico di tutti e 2, con le rare volte, però insomma può essere sempre utile, utilizzo prima il primo, appena finisce, tac, bottoncino elettrico, e passerà automaticamente al secondo, il quale avrà il galleggiante. Mi fai su che questo, tac, che poi lo mette sola. Cazzo figata, adesso arriverà Mirko a momenti. Allora intanto Valerio mi ha fatto tutto l'impianto idrico, abbiamo fatto le prove, funziona tutto quanto, e quindi adesso collegheremo il pulsante al camper. E sono stracontento. Non verrà credo una puntata intera solo per sta roba, però posso mettere il titolo per indicare alla gente che esiste sta roba, eventualmente Mirko le monta, insomma, ecco, finché il tempo dopo, non so. È ustionante la Sony, l'avevo lasciata sotto il sole. Allora 3, 2, 1, prova, 8. Allora innanzitutto gli abbiamo dato alimentazione sulla pompa dell'acqua. Quindi tac, abbiamo abilitato la corrente alla pompa dell'acqua e pertanto anche all'elettrovalvola. Mi sposto qua, Mirko vedete che ne ha l'onore. Ho scelto verso di là perché giustamente c'è il serbatoio di là, e verso di qua per l'altro serbatoio. Quindi adesso non so che serbatoio c'è, in ogni caso schiaccio di qua. No, questo è questo. Ok, sto usando questo, quindi di qua. Eccola là, funziona. Adesso va sull'altro coso, poi si blocca che ha il fermo corsa. E una volta che si è bloccato il fermo corsa la metto a 0. Quindi è fantastica, non devo tenere premuto, è fantastico sto bottone, tanta roba, veloce, tanta roba. Yes. La parentesi pubblicitaria, che una volta pensavo si dicesse spoiler, in realtà spoiler no, spoiler è l'anticipazione di un risultato, perché dire anticipazione di un risultato faceva sfigato, no? Non so, ti dava quella
sensazione, quella apparenza di essere un essere culturalmente, intellettualmente sviluppato, e quindi no, perché utilizzare una terminologia così complessa quando invece possiamo benissimo utilizzare un termine che non ci appartiene, contribuendo così allo sviluppo del modernissimo problema della soglia dell'attenzione. Eh sì, perché ormai non si bada più ai contenuti, ma si dà questa priorità incredibile alla fretta e alla sintetizzazione. Tutto questo per dire, singano come vanno le batterie della DS Tech? Non vanno, cioè d'estate non vanno, sono sempre al 100%, come faccio a dire come vanno? Dalla mattina siamo al 90 e qualcosa, la mattina intendo è 7 e mezza, 8, ora delle 9 del pomeriggio sono strapiene, e dopo non che me ne lamenti, anzi assolutamente ne sono strafelice, ma in concomitanza di questo cambio delle batterie con le Pro della DS Tech in più, anche insomma le AC/DC lì da 60 A che lavora in simultanea con i pannelli, piuttosto che il caricabatterie da 70 A eccetera, è ovvio che insomma queste batterie sono sempre piene. C'è stato il passaggio ad un nuovo monitor che non lo so se consuma meno sulla carta, però nei fatti mi sembra consumare meno e molto meno, e il MacBook Pro M1. Cosa significa? Tutta questa roba assieme, più anche un disco o due collegati, vabbè, uno solo meccanico e l'altro è a stato solido, e sotto inverter consumano dai 5 ai 6 ampere, cioè meno della metà di quanto consumavo prima, quindi questa è solo una curiosità, oppure può essere utile a quella ristrettissima nicchia che vuole ad esempio lavorare in camper. Non dico necessariamente andare a vivere eccetera, perché magari non tutti sono portati nel senso che non a tutti può piacere, quello intendo, ma nel senso che tanta gente se deve fare certi tipi di lavori eccetera va a farli in camper. C'è chi lavora col computer ovviamente, cioè se uno fa il panettiere non vedo tanto fattibile che vai a lavorare in camper, hai capito? Però per certe tipologie di lavoro, per chi lavora, oramai che si sono create queste nuove tipologie di lavoro in smart working, perché dir da casa fe ammassa stretto, dopo te sentivi depressa, vedi c'è la bacchettata sulle mani in entrambi i casi. Questo discorso interessa, la storia che l'M1, porca miseria, te consuma manco da metà, interessa, aspetta, manco da metà di un MacBook Pro con ad esempio l'i9, poi se lo paragoniamo a un'altra macchina tipo l'MSI che avevo prima, che era vabbè un i7 ma comunque aveva una scheda video molto importante, allora lì il risparmio è ben più alto. Ah sì, mi vedi un po', non ho sbattuto, ma in questi 2 giorni sono un po' giù, perché vedi, quando io spiegavo sempre di non vivere di aspettative, no? Mettevo al banco una teoria, certo spesso portata anche in pratica, ossia in realtà, però insomma sono un essere umano anch'io, pecco nel senso che sbaglio anch'io, erro anch'io, no? E allora cosa è successo? Niente, io ho messo, siccome adesso ho detto sto mega impianto della DS Tech, il computer che consuma a metà, meno della metà di prima, cioè, adesso sì, mi ci stava il frigo a compressore. Ho detto magari vabbè d'inverno, anche se non ce la fa, gli do una botta col generatore a gas, i soldi che non ho speso durante il resto dell'anno in gas li utilizzo per il generatore, per dargli la corrente al frigo, no? Per dargli la corrente alle batterie che poi mandare avanti il frigo. Vabbè, insomma, stringi, avevo trovato da venderlo, avevo messo anche un prezzaccio, insomma avevo messo a 1.400, dopo doveva spendere il signore qua soldi per farlo smontare dal suo allestitore, ho detto vabbè 1.200, un frigo che costa ancora adesso 2.800, voglio dire, quindi ho fatto anche il prezzaccio e tutto, ma ho detto ma sì, senza stare a perdere tanto tempo a contrattare, perché io odio contrattare, tutta una perdita di tempo pazzesca e di energie e di salute mentale, ok? E va bene, tutto a posto, chiama il coso per prenotare il suo allestitore, per prenotare il giorno eccetera, alla fine sto qua mi chiama che sua moglie ha deciso che niente, erano troppi soldi e poi era vicino ai 2 anni, quindi non avrebbe più avuto garanzia e niente.
Vedi, uno lavora una vita, no? Per mettersi a parte dei soldi, per crearsi un futuro, no? Vedi? E dopo quando arriva il futuro, e te la moglie che non ti lascia neanche a comprare un frigo. E allora che cazzo di vita era, porca puttana? Vabbè, a me no, vabbè, cambiarlo così assolutamente no, ragazzi, perché il frigo è veramente pazzesco. Mi sono trovato con i gelati duri, l'anno scorso aveva fatto 45 gradi fuori, quindi sì, diciamo è un po' più lento a raffreddare rispetto a un frigo a compressore, ma e per me insomma che ci vivo quello può essere una cosa. E dopo insomma d'inverno e poi insomma vabbè, diciamo il motivo principale è che mi ciuccia a gas, insomma, ecco, adesso avendo la possibilità di avere tutte ste litio ho detto adesso un compressore posso mantenermelo, nel senso ce la faccio, non resto a piedi come tutti i miei amici, insomma, perché su internet tutti dicono il frigo compressore non consuma niente. C'è un mondo poi parallelo a internet, parallelo a Facebook, che tra parentesi non ho da una vita, chiusa parentesi, che si chiama realtà. In questo simpatico mondo un po' meno colorato e saccente ci sono dei camper che hanno sempre il motore acceso, no? Ai raduni o alle uscite. Allora vai là e te che domandi, ma come mai te ha problemi? Cioè, problemi nel senso serve una mano, eccetera, eccetera. No, perché le batterie a zero, perché ha il frigo a compressore che gli butta giù tutto quanto. Nel mondo di internet invece, di Facebook, i frighi a compressore non consumano un cazzo, quindi se tu vivi in quel mondo comprati tranquillamente il frigo a compressore, anche con una 50 ampere AGM, metti anche una piombo e vada a Dio. I'm a scat man. I'm a scat Everybody stutters one way or the other, so check out my message to you. As a matter of fact, I don't let nothing hold you back. If the scat man can do it, so can you. Everybody's saying that the scat man stutters but does and never stutter when he sings.